altro dolce della pasticceria tipica napoletana, precisamente della zona della stazione centrale di Napoli, ovviamente della mia zona, si usa fare il via col vento, questo dolce piccolo di pasta bignè. Questa pasta bignè che vi svelerò, diciamo, questo accorgimento, questo cambiamento che c'è nella pasta bignè per fare questi spettacolari dolcetti, governati come una classica zeppolina di San Giuseppe. In superficie in più hanno questi granelli di zucchero e poi vengono farciti a nostro piacimento. Ovviamente lasciamo alla fantasia il modo della farcitura più anche la farcitura a nostro piacimento. Volevo ringraziare sempre tutte le persone che mi sostengono facendo una donazione al fine di migliorare questo canale e farlo diventare sempre più competente e interessante. Andiamo a fare questi bellissimi via col vento. La ricetta per i via col vento, questa è una dose per circa 50 pezzi, più o meno da una trentina di grammi, grosso modo, 200 g di acqua, 160 g di burro, 4 g di sale, 200 g di farina 00, 6 uova intere, 120 g di crema pastiggera raffreddata che abbiamo fatto in questa ricetta sempre, aroma vaniglia nell'impasto, granella di zucchero per l'esterno dei via col vento. Per la crema pasticcera invece abbiamo 250 g di latte fresco, 125 g di zucchero semolato, 2 tuorli d'uovo, 40 g di amido di riso o mais o farina 00, 20 g di burro, un pizzico di sale, aroma vaniglia. Per la decorazione abbiamo la Nutella normale oppure anche bianca, marmellata di albicocche e la restante della crema pasticcera. Per prima cosa andiamo a preparare la crema pasticcera inserendo lo zucchero in una pentolina dal fondo spesso, l'amido, e iniziamo a girare zucchero e amido indipendentemente se farina o riso o di mais. Potete usare anche farina 00 se non vi trovate gli amidi. Giriamo per bene le due polveri e inseriamo tutto il latte normale, non bollente né tiepido, a temperatura ambiente, e giriamo il composto senza ovviamente accendere sotto il fuoco, a fiamma spenta. Inseriamo i due tuorli, giriamo sempre per bene. Non interessano se fa grumi, perché adesso andremo a usare il frullatore a immersione. Fatto questo, adesso prendiamo il frullatore a immersione e utilizziamo. Vedete che adesso andiamo a emulsionare il composto e si toglieranno tutti i grumi e diventerà un impasto, diciamo, della crema ben omogeneo e liscio. Ecco, fatto ciò, togliamo il frullatore a immersione, inseriamo il burro e passiamo a cottura. Fiamma moderata, ovviamente, come al solito, fiamma moderata, e andiamo a girare continuamente il composto. Il sale lo metteremo a cottura ultimata. Ecco, faccio vedere la fiamma come deve essere. Ecco, in questo modo, in modo tale da che se casomai non abbiamo tempo di girare subito, sicuramente il composto non è che si è attaccato sotto, ma inizia solo a cuocersi e noi possiamo staccare tranquillamente il composto da sotto e lo amalgamiamo all'interno. Invece se mettiamo la fiamma troppo bassa si vedono anche le salsicce sulla sinistra. Ecco, vedete, il composto sta cominciando a cuocersi, però siccome abbiamo la fiamma bassa non è un problema, mentre se abbiamo la fiamma troppo alta inizia proprio ad attaccarsi questo composto, quindi
poi avremo una crema piena di grumi e dovremo poi ripassare di nuovo il mini primer. Ecco, adesso vediamo che inizia a fumare, quindi siamo sui 55-60 gradi. È qui che dobbiamo prestare più attenzione. Vedete che man mano, vedete, sta incominciando a coagulare il composto. Coagulare, un parolone, sta incominciando ad addensarsi, non riesco neanche a parlare. Giriamo continuamente, poi dopo metteremo la frusta nel momento che si è emulsionato tutto per bene. Vedete, il composto si stacca anche da sotto, quindi vuol dire che una gran parte del composto è arrivato già alla sua temperatura. Bisogna trascinare l'altro composto crudo verso il centro, quindi faccio vedere ogni tanto. Ecco, a questo punto, sempre a fiamma bassissima, quindi non abbiamo problemi di bruciatura diciamo sul fondo. Andiamo a mettere la frusta dentro energicamente e come per magia, voilà, il composto risulterà liscissimo e otterremo una crema abbastanza solida. Ecco qua, tolgo di nuovo la frusta, posso mettere tranquillamente di nuovo il cucchiaio. Vedete che bella crema, si stacca dal fondo, quindi possiamo anche spegnere sotto la pentola, che abbiamo già una crema ben cotta. Mettiamo il sale, pizzico di sale, giriamo continuamente, poi la andremo ad aromatizzare nel secondo momento, dopo inserito l'impasto, diciamo, della crema nel via col vento. Vedete che crema liscia abbiamo ottenuto. Vi dicevo, la aromatizziamo dopo che abbiamo fatto l'impasto di via col vento, in modo tale da farla a qualsiasi gusto vogliamo noi e poi farcirli. Possiamo fare al limone, all'arancio, con tutti gli aromi possibili che vogliamo. Ecco, andiamo a girare. Adesso ho inserito la spatola di plastica, di gomma, e vado a inserire tutto il composto. Quando più o meno si è raffreddato, dopo una mezz'oretta, vado a inserire tutto il composto in una boule e faccio raffreddare completamente, girando di tanto in tanto, e dopo lo conservo. L'ideale sarebbe preparare la crema pasticcera sempre il giorno prima, o almeno 6-7 ore prima, in modo da avere una crema pasticcera ben riposata, anche per poi eseguire la decorazione. Vedete che bellezza. Fatto ciò, andiamo a eseguire, dopo il riposo lungo, come vi dicevo, della crema pasticcera, andiamo a eseguire la pasta beignet. Mettiamo l'acqua e il sale sul fuoco, il burro a pezzetti ovviamente, altrimenti fa fatica a sciogliersi, e accendiamo la fiamma. Vediamo che il burro già inizia a sciogliersi. Inseriamo il cucchiaio all'interno per farlo sciogliere. Ecco, arrivata a ebollizione, mettiamo i 200 grammi di farina, sempre a fiamma accesa. Andiamo a girare energicamente. Se la farina presenta troppi grumi, precedentemente andiamo a setacciare prima la farina e poi la inseriamo nel nostro impasto.
vedete, sempre a fiamma accesa, energicamente andiamo a girare questo panetto di burro, acqua e farina. Dopo giusto un minuto che l'impasto si è addensato, facciamo stare ancora sul fuoco un minuto giusto, e fatto ciò passiamo tutto sul tavolo. E io già ho preparato le 5 uova, dopo metterò ancora un altro uovo dopo ho inserito la crema pasticcera. Vado a inserire un uovo per volta, ecco, un uovo per volta, altrimenti avremo una pasta bignè troppo granulosa. Inserito il primo uovo, andiamo a inserire un altro uovo, ecco, e proseguiamo con l'incorporamento graduato delle uova. Ancora il terzo, in questo caso ho inserito tutti e due, fatto terzo e quarto in una sola volta, ecco, giriamo sempre. Tutto questo si verifica, diciamo, quando la pasta bignè abbiamo tolto dal fuoco, subito abbiamo inserito le uova, non ha bisogno di raffreddarsi il panetto quando sta sul fuoco, e inseriamo il quinto uovo, ecco, giriamo sempre per bene. Questa operazione poi si può fare anche benissimamente in planetaria, io lo faccio sul tavolo in modo tale da farvi vedere per bene tutta la procedura. Ecco, abbiamo ottenuto questo impasto, vedete che è ben sostenuto. Adesso a questo punto io vado ad aggiungere la crema pasticcera, ecco, vado ad aggiungere, vedete che la crema pasticcera adesso è dura di frigorifero. Ovviamente se la fate con questa ricetta non vi lamentate, perché se la mettete in frigorifero è normale che viene dura, poi a temperatura ambiente si scioglierà. Andiamo a pesare la crema pasticcera che ci serve nella ricetta e la andiamo a inserire nell'impasto. In questo caso ce ne occorrono 120 grammi. Andiamo a mettere tutti i 120 grammi nell'impasto che abbiamo ottenuto e iniziamo a amalgamare la crema pasticcera. Amalgamiamo per bene. Ecco, a questo punto io vado a inserire anche l'ultimo uovo che necessitava nell'impasto. Ho aspettato che a pari di densità più o meno con la crema pasticcera, ho fatto amalgamare prima la crema pasticcera con la pasta e poi vado a inserire l'ultimo uovo per amalgamare veramente per bene sia l'impasto, la crema pasticcera in un'unica densità, che se vi rendete conto che l'impasto già ha una densità cremosa dopo messo la crema pasticcera, non mettiamo l'ultimo uovo e le possiamo lavorare anche senza mettere l'ultimo uovo. Ecco, a questo punto vado a dare una girata bella energetica. Ovviamente fatto in planetaria è tutta un'altra storia, perché la planetaria tende comunque, vedete la densità è ottima, la planetaria comunque tende a far venire, diciamo, la pasta bignè un po' più molle, perché ha dei giri molto più frequenti e più macchinizzati, diciamo. Ecco, vado a inserire un cucchiaio a spatola per raschiare tutto l'eccesso di pasta che stava fuoriuscendo. Vado ad aromatizzare con
vaniglia, voi potete mettere qualsiasi aroma a piacere, io preferisco solo vaniglia. Se mettiamo aromi liquidi facciamo attenzione di non esagerare, io perciò preferisco quelli in polvere quando riguarda gli impasti più mollicci. Vado a girare l'aroma che ho inserito, ecco, vado a preparare una teglia da forno con foglio di carta da forno e sul fondo vado a mettere un 10-20 grammi di acqua, giusto per far aderire la teglia da forno al foglio di carta da forno, perché quando usiamo la pasta bignè, siccome è un impasto abbastanza sostenuto, tende a far togliere il foglio di carta da forno dalla teglia. Fatto ciò, prendo un sac a poche di stoffa, perché non mi trovo uno di plastica in quel momento, ma ho uno di stoffa, perché se usate il sac a poche di plastica per la pasta bignè conviene usare quelli là ben grandi e di qualità, altrimenti possiamo rompere il sac a poche e far fuoriuscire continuamente il beccuccio di ferro dal cappuccio di plastica. Ecco, io ho inserito, come avete visto, una bocchetta da 8 cm riccia e vado a fare con un giro e mezzo di via col vento. Nella teglia faccio 5x4, ossia 20 pezzi. Ecco, eccoli qua, tutti e 20 pezzi, più o meno la grandezza la vedete. Ecco, adesso la vedete ancora meglio, vedete come sono composti. Diciamo che è tipo un giro della zeppola a forno più o meno, e vado a mettere poca granella di zucchero, giusto per dare quel tocco durante la masticazione di croccantezza. Non esagerate con la granella di zucchero, però se vi piace, ovviamente è sempre personale, potete anche abbondare e mettete tanta granella di zucchero e avete tanta croccantezza durante la masticazione. Ecco, vado a completare tutti e 20. Ecco, e vado a dare una mossa, diciamo, sia ondulatoria che sussultorio, in modo tale da mettere tutta la granella che stava anche lateralmente ai via col vento. Muovendo, diciamo, la teglia, andiamo a far appiccicare la granella a tutti, vedete, anche lateralmente ai via col vento. Adesso andiamo a infornare a 190 gradi a forno preriscaldato, ovviamente sempre preriscaldato a 190 per circa 15 minuti. Adesso vado a preparare tutti i sac à poche con le varie creme. Sono andato ad aromatizzare la crema pasticcera alla vaniglia e un po' di liquore strega, e vado a riempire il sac à poche per la decorazione. Vedete che ho usato un sac à poche di plastica molto piccolo, perché la crema è poca, e vado a preparare il sac à poche prima di crema. Ecco, poi dopo andrò a tagliare. Adesso momentaneamente non vi serve ancora e lo poso. E ho detto una crema spalmabile bianca e scura. Vado a fare due sacchetti, due sac à poche cornetti, come li vogliamo chiamare, con la carta da forno, i classici cornetti per la decorazione.
con carta da forno, vedete, in questo modo, e vado a inserire prima la crema bianca, ecco, vado a chiudere il cornetto e lo metto da parte. Nel frattempo i nostri via col vento sono pronti, vedete, devono avere questo colore, che ovviamente prendono un colore anomalo causa crema pasticcera all'interno dell'impasto, e vado a continuare a fare gli altri gusti. Vado a fare il gusto di crema scura, sarebbe crema alla nocciola, sacchetto anche di marmellata e così via. Preparato anche il sacchetto di marmellata, ecco tutti i sacchetti che ho preparato: marmellata, crema bianca scura e crema pasticcera. Faccio vedere anche internamente i nostri via col vento come risultano, vedete che spettacolo. Ecco, adesso vado a mettere i via col vento nel vassoio in questo modo, perché dopo andrò a inserire centralmente, lasciamo lo spazio centrale, andrò a inserire centralmente le creme, quindi devo avere spazio necessario per non farle attaccare tra loro con le creme, quindi li vado a mettere in questo modo. Di solito usano fare diciamo mettere le creme solo a un lato, come vi ho spiegato prima, il lato superiore che vediamo, però poi quando andremo a mangiare il via col vento non avremo la crema, diciamo, centralmente ben distribuita per tutta, diciamo, la masticazione. Eccoli, vedete come sono posizionati in questo modo, vedete. Adesso vado a preparare la decorazione centrale, prima con una spolveratina piccola di zucchero a velo e poi dopo vado a fare un taglio medio al sacco a posce di crema pasticcera e inizio a fare il via col vento a crema, vedete. Poi faccio dopo il gusto alla, diciamo, tipo Nutella, sempre centralmente. Vi ripeto, se vi trovate a Napoli sicuramente troverete la crema sull'anello superiore. Ecco, vado a fare anche, c'è un pezzo di marmellata che si è impigliato, eccolo. Vi dicevo, troverete i via col vento con la crema solo a livello superiore ecco, con la crema bianca a livello superiore del via col vento, ma non come sto mettendo io centralmente. Forse qualcuno lo farà pure, ma capiterà sicuro che vedete la crema solo sull'anello superiore, così si usa fare. Vado a rifare, diciamo, ovviamente il gusto. Questo gusto ho messo anche un chicco di amarena, che mi ricorda molto la zeppola, diciamo, di San Giuseppe. Mi piace tanto il gusto crema amarena. Avevo delle amarene e ho fatto anche un tipo zeppola di amarena, e finisco con la crema alle nocciole tipo Nutella. E voilà, il vassoio è fatto. Ovviamente voi potete fare qualsiasi gusto
a vostro piacimento. Veramente veramente molto molto buoni questi via col vento, vedete. Ragazzi, mi raccomando, come sempre, se vi è piaciuto questo video lasciate un bellissimo like, iscrivetevi al mio canale e attivate la campanella per rimanere sempre aggiornati per tutti i miei video. Seguitemi sempre sui social, Facebook, Instagram e TikTok. Vi ricordo che sotto alla descrizione c'è scritto condividi, cliccate condividi e condividete questo video o altri miei video sulle vostre pagine dei vostri social. Ragazzi, ci vediamo alla prossima ricetta. Un bacio a tutti.